Ci siamo, ultima puntata. Si è messo la maglietta unica che c'è in giro, no? Perché lo sai che ce ne sono 3 di queste magliette. Lo so, ho messo quella più classica. Questa è la più bella, peraltro. Ce ne sono 3 in giro, una delle quali ce l'hai tu e non so se te la meriti. Vedremo in futuro. E il mondo se lo chiede, se lo chiede il mondo. Lo sai cosa si chiede il mondo? Chi ha incastrato Roger Rabbit? Chi ha incastrato Roger Rabbit? Io lo so. Chi ha ucciso Laura Palmer? Ma soprattutto chi ha ucciso l'uomo ragno? Se la museruola si mette sul muso, Sì, vabbè. dove si mette la cazzuola? Dentro la cantarella, lo sanno tutti. Se la famiglia del tantum verde si chiama Boccasana, Sì. come si chiama la famiglia del tantum rosa? Si chiama la Privitera, Barbagallo, insomma. un cognome Ma così soprattutto il mondo si chiede: alto. Vai. ma lunedì Fabio Formosa che fa? Me lo sto chiedendo anch'io, perché le richieste da parte della mia famiglia in questi giorni abbondano. Lunedì mattina c'è da fare la spesa. Amore, dobbiamo fare la spesa lunedì, lo senti? Esatto. Poi ci sono quelli che pensano che in 3 anni di Alla Catalla ho guadagnato un sacco di soldi e allora ti dicono: lunedì che fa? Mangiamo insieme, festeggiamo? Festeggiamo cosa? Oh mare, lunedì ero stai mangiando di razza, Che cosa? Offri tu. Che cosa? Siamo un pugno di amici, 96. Ma 96! Ci trovate all'interno del box con tanti amici, dicevo, è arrivato Orazio che è un ragazzino che ha voluto l'autografo e adesso sta aspettando che Fabio Formosa glielo faccia, ma siccome lui è scortese. Ragazzino... no, lui è Pippo 89. Orazio, Pippo 89 ormai lo conosciamo, poi ci sono altri amici, c'è il Pirintino che è arrivato mia, al suo solito, con l'immancabile Pirintino. vassoio pieno di tavola calda, ma soprattutto è arrivato dispiaciuto e pigliato di collera perché non ci funziona la macchina Roses, capito? Non do ciospo. Ma non è che piglia di collera perché non può lavorare, perché non ci ha potuto portare il mandarino al limone. Abbiamo salutato e nominato tante volte direttamente dal tondicello della playa, signore e signori, Sogno Giovanni Lupo. L'originale Giovanni il Lupo! Dal tondicello della playa. È lui! E infatti anche oggi Valentino Reale, perché si chiama così, è venuto a trovarci. Ciao Valentino! Ciao ragazzi! Buongiorno, Ecco, con la sua voce Valentino. assolutamente non radiofonica, però insomma vabbè, è quella però che ci può fare. È simpatico così, è bravo. Beh, perché è così, pare ha disegnato cane Nintendo Wii e non c'è niente che fare. La mia grafia da medico dell'asilo. Sarà migliorato un po' con tutti questi autografi, no? No, assolutamente no. Io ti immaginavo così. Dove sono? Ti ho Ci possiamo portato, baciare noi? Ci dobbiamo baciare. No. ti ho portato un Non so, giombetto Cosetto marinaio. non lo A bacio. Cosetto no, No. cos'è come? Molto piacere. È un betto questa marinaio, cosa, Lei è sì, Vicky, togliete. che ha mandato quei messaggi allucinanti durante la trasmissione, ti prego. soprattutto riguardanti il marito che non conosciamo, ce l'hai portato? Ma no. Ora farà così. Molto lieto. Si è portato la guardia del Ho portato la guardia del corpo. Ciao bella, ti posso baciare? No, io non ti volevo baciare. Vabbè, ormai è fatto. Microbi, imbecilli, non ti volevo conteggiare. Dopo un anno di messaggi finalmente si appresenta Vicky, ragazzi. Salvatore Pavone, Alfio Faro, Sergio Napolitano, Marco Figuccio, Valentina Russo, Peppe Di Paola, Grazia Colletta, Assunta Privitera, Davide Conte, Costantino Muscarà, Grazia Guglielmino, Agata Di Mauro, Salvo Strazzeri, Filippo Mamma Ciac, mia. Sant'Onocito, Quanti Daniela da siete? Messina, che poi si chiama Daniela Castro, Eccola qui. Fabio Rovetto, Emanuela Iacono, Vincenzo Tomarchio, lo zio Vincenzo di Zafferana, lo salutiamo, Gaetano Sorbello, aspetta che c'è qualcuno come Filippo che aveva scritto 2 volte, poi Emanuela, Alfio Germanà, Gaetano Sorbello, Fenice Ceneri,
Pippo Aletta, Alessandro Bonaventura, Rosalba, la nostra bomboniera. Direttamente dalla Svizzera, esattamente dove sei tu? A Basilea? No. Il paese proprio Il paese esatto qual è? Niederdorf. Vabbè, quello che ha detto lui, il nostro carrozziere di fiducia in Svizzera, quindi se avete problemi di carrozzeria in Svizzera andate da lui, ma soprattutto direttamente from Giardini Naxos in questo momento, ma originario del Moio, il nostro Giuseppe dalla Svizzera, detto Giusy, e diteglielo in faccia e vedete che vi succede. Ecco, guardate quant'è. Comunque già no, ma che Hai portato Fabio. Fabio e quindi... Durante alla Catalla, anche negli anni passati, l'abbiamo detto 1000 volte, questa canzone l'ascolteremo fra 20 anni, fra 30 anni, sarà sempre attuale, sarà sempre fresca, come probabilmente le nostre voci, la nostra verve, il nostro spirito. Ma finiscila. Sono i vasi tunisini, quello macro per te Che fantastico. e quello per me. Ci siamo io e noi così. Ti ho portato una bottiglia di Nero d'acqua. La Sisfate. A lui gli ho dato la donna di Mazze. A lui la donna di Mazze. Antonietta, no? Sì. Giustamente. E Antonella che non conosco gli ho portato la donna di Ori. Giustamente. Ma non lo conosco. No? Sentite questa parte. Questo è Fontana. Insomma, Dobbiamo salutare il Pirintino che voleva fare dei saluti, ma ormai sta mangiando. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Dai, al volo, veloce, Pirintino, veloce. velocissimo, Vai. velocissimo, e Vai. siamo addirittura d'arrivo. Aspetta. Ok, Vai, grazie. vai. Ciao Pirintino. Ciao, ciao. Velocissimo. Buongiorno a tutti. Vai, veloce. Scusa, Hai sciamunito, volevo salutare a tutti quanti che mi stanno ascoltando, mia moglie, che dice Daniela. una cosa all'uso, Sì. Daniela, Carmen che mi deve dare 50 euro. E poi? Poi una cosa seria veloce. Sono stato felicissimo della trasmissione che abbiamo Sì. conosciuto. In futuro speriamo qualcosa. Di rivederci. Di rivederci. Casomai al chiosco dietro il borgo, se tu non hai un pugno da tavolo, tu non ognuno, noi non da facci. Va bene? Vi voglio bene! Ciao Pirintino! Anche noi. È un bar uno serio. Devo scoprire che 18 E poi dopo così. 3, 2, 1, Noi vogliamo soltanto. Va bene? vai, un altro. Bella questa è piaciuta, mi sento qui. Eccolo qua il quadrettino che ci hanno fatto Daniele e Chiara, che sono venuti anche a trovarci, siamo pure fatti la foto. Numero 1 alla Catalla 2012, che bello, grazie, gentilissimi, sono due bambini che sono venuti col papà. Da stile Ciao Coffee stai impiattando la torta come farebbe al bar. Ringraziamo gli amici del Ciao Coffee che insieme a tutti gli altri ristoratori sono stati veramente gentilissimi con noi. Cominciamo con la mia mamma, guarda che è la prima là di fronte, così cominciamo a distribuire anche la torta, c'è la tavola calda, c'è il chinotto, c'è il vino spumante, c'è il vino anche rosso. Non bevemo Red Mazze? No, che poi a cappotte, no? Sì. Un riempipista degli anni 80-90. Sì, esatto. Quando nella discoteca ancora nessuno si decideva ad entrare in pista, questa era un po' la canzone che dava il via alla serata, nel senso che significava che si cominciava da lì, non era una canzone proprio ballabile, però era Andrew Gold. Talk to my baby on the telephone. Ma vedo all'orizzonte un Tony T dannata! Con tanto di maglietta e Jonathan stampato addosso e con tanto di Rossella fidanzata al seguito. Poi sono Armi, voglio salutare mio papà Fabio. Che bello che sei! È tuo figlio, hai capito? Ciao Armi! Tanti auguri ragazzi, vi voglio bene. Franco Caruso, bravo Caruso Franco. Sì, assolutamente. Invece a me ha regalato Francesca un sacchetto di vacanze, senti, lo apro? Vediamo. Ma che c'è Omare? Con i gabbiani? Ci sono i gabbiani e il Canal Jet 300. Per davvero? Cioè, appena lo apri. È lui, Imperial Espurgo. E ci sono Maria Assunta da Catena Nuova e suo fratello che arrivano con numero 2 torte, non una. Aiuto! Direttamente qui all'interno del nostro box. E allora, fatemi ringraziare personalmente tutto lo staff di RSC, di 911, tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita di questa trasmissione, di questi 3 anni di Alla Catalla,
ma soprattutto fatemi ringraziare il miglior partner, non si offendano gli altri per carità, perché Claudio Fallica e Cristiano Di Stefano sono stati eccezionali, però devo dire la verità, lo dico a tutti, tu li hai incarnati entrambi, no? Per incarnare Claudio Fallica, insomma, ce ne vuole un po'. Ce ne vuole un po', obiettivamente, però insomma. Intanto da Giuseppe Castiglia su RSC è veramente tutto. Ciao Bafio. Ciao Giuseppe, grazie. Aspetta ciao che c'è più l'ultimo coppo, vai. Alla catalla. Grazie. Mi piace alla catalla, ma scudo alla catalla, mince per qua alla catalla, alla catalla.